Beh, di essere padroni a casa nostra, di avere le tasse che finalmente restino qui. E lo dicevamo con l'energia, pensare che il Veneto ha già, grazie a una buona amministrazione che è stata fatta, un bilancio energetico positivo, questo significa che noi abbiamo già dato. È bene che qualcun altro si dia da fare. È ufficialmente partita la sua corsa alla poltrona di governatore della regione e ha scelto come slogan Prima il Veneto. Luca Zaia è il candidato per la coalizione PDL-Lega e vuole mettere la sua regione in prima fila per quanto riguarda il federalismo fiscale. L'obiettivo è quello di diventare il laboratorio italiano di sperimentazione di diverse forme di autonomia. Un progetto da sviluppare attraverso la collaborazione con il governo centrale, ma anche con una revisione degli strumenti amministrativi. E lo statuto, ma ancora prima il regolamento, sono priorità. Il regolamento per i Veneti significa avere un consiglio regionale che decide, che possa decidere fino in fondo e soprattutto che possa accollarsi quelle scelte che magari in tempi come questi non riesce a fare perché ha un regolamento talmente blindato che permette a chiunque di fare ostruzionismo. A supportare la candidatura di Zaia, presentata all'Hotel Sheraton a Padova, i capofila veneti della coalizione di centrodestra. Tanto per Alberto Giorgetti e Marino Zorzato del PDL, quanto per Giampaolo Gobbo della Lega Nord, la parola d'ordine è lealtà tra i due partiti. Ospite d'onore il ministro Brunetta, che si augura che i governi della nazione italiana, della regione Veneto e del comune di Venezia possano collaborare uniti dallo stesso colore politico. Il ministro dell'Agricoltura si dice pronto a lasciare la sua poltrona per i veneti, in questo periodo vessati da una crisi che si ripercuote sull'occupazione. E allora qual è il modello proposto per risollevare l'economia della regione? Quello di difendere fino in fondo l'occupazione, di approfittare della ripresa che prima o poi arriverà, di approfittare di questo momento per creare le basi per avere una ripresa solida che ci possa fare recuperare il tempo perso. Il candidato non manca di fare un appello ai militanti della sua coalizione. Non bisogna dare la vittoria per scontata, ma lavorare sodo per divulgare programma e messaggi. L'obiettivo non è vincere, ma stravincere.